Giù le mani dalla sanità veneta, non posso accettare si dica stiamo chiudendo gli ospedali veneti, è vergognoso verso i cittadini che si devono far curare. Parole dure queste del presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa a Palazzo Balbi, volendo spegnere il chiacchiericcio secondo il quale il Veneto investirebbe più sul privato che sul pubblico. Noi abbiamo dato dati ufficiali degli ultimi 10 anni, di una decina d'anni, che dicono che il budget, quindi i finanziamenti al privato, sono diminuiti in questi 10 anni e anche il numero delle prestazioni, per cui può capitare che ci sia assolutamente un confronto sano, ma dire che la sanità del Veneto viene ceduta al privato no, perché i dati ufficiali ci dicono esattamente il contrario. I dati, eccoli, sono quelli diramati dalla stessa regione del Veneto e comparativi tra sanità pubblica e privata, un dossier con grafici e cifre di 19 pagine. C'è la questione postiletto con il 18% complessivo del privato accreditato in Veneto rispetto ad una media nazionale del 29%, a testimonianza di un governo del sistema salute orientato verso il pubblico, si legge a pagina 5. Quindi a pagina 8 il budget assegnato sugli 8 miliardi e 137 milioni del 2010, la spesa per la sanità privata era del 9%, pari a 719 milioni. Nel 2018 su un budget di 8 miliardi e 913 milioni, 634 sono andati al privato accreditato, pari ad una percentuale del 7% e una diminuzione dal 2010 del 12%. Ripeto, il budget ai privati è diminuito negli ultimi 10 anni, il budget ai privati è diminuito, ma non solo, anche il numero di prestazioni, e questo dimostra quello che abbiamo sempre detto. Con il governatore a spiegare le cifre è stato il direttore generale della sanità Domenico Mantoan. Il Veneto, tra le regioni italiane, era e rimane all'ultimo posto nella spesa pro capite per sanità privata, che è nello stesso periodo diminuita da 135 a 123 euro. Il budget sanitario per curare i 5 milioni di veneti è di circa 10 miliardi di euro all'anno. Mancano 1.300 medici in Veneto, ne mancano 56.000 in Italia. Grazie alle nostre proposte adesso iniziamo a assumere medici non specializzati, si sono allungati di 5 anni i pensionamenti in maniera tale da avere i professionisti in gamba e in grado di lavorare ancora che possono decidere di restare negli ospedali, questo per tamponare questa grave crisi di medici presenti sul mercato.